Auspician a Le Parey Lafare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Bienvenidos a Le Parey Lafare, la programación de la familia piemontesa Adolfo Barale Gamba Lunga, aquí desde Freire, Córdoba, en la República Argentina. Hoy con la programación número 176. ¿Cómo te va, Pablito? ¿Cómo va, Paulín? ¿Cómo te estás? Sumaturna sia Batel Tacun, Nauta Otatpi, e con la registrazione già con il numero come diceva 176. Iga da presa l'auta van avanti. Van avanti e dai il numero. Dai ma cavalli, Duma secca. Duma secca registré. Proprio Parey. Pablito, déjame primero que todo agradecerle a toda la gente que comparte nuestra programación, que le pone me gusta también y los que nos hacen los comentarios, Pablito. Eso porque realmente son los que por ahí a veces nos motivan, como quien dice, a seguir haciendo lo que estamos haciendo. No sabemos si bien o mal, yo creo que bien, ¿eh? Lo fuma con el crack, che lo lì è lo più importante tutto. Hay pusum como una máquina bella. No, pero la verdad que bueno, agradecerles a todos, como siempre decimos, por el apoyo incondicional que tienen, por acompañarnos toda la semana con Clafare, sí, la Chacharé en Pompie Montei. Truese per Chacharé en Pompie Montei, scuté a Chacharé en Piemontese. E che con una programmazione che la vi la vi già diciamo Parey frontale ad un tre volte per fela e la vi lì starmà e uno ma tirala fuori non ma fe. Il Duma avanti. Il Duma avanti. Vamos a hablar de unas aves que por ahí a veces, como siempre decimos, lo esencial es hablar en piemontés, Para eso venimos, para eso estamos acá en la pantalla. Hoy vamos a hablar de las golondrinas. ¿Cómo se dice, Paulín, las golondrinas en piemontés? Son el rondolín. Y rondolines. Ecco, proprio. Por ahí se guiaban también de la rondolina por el cambio del tiempo. Perché se qualcuno guardavo te. Hai guardato te? Guardavo il pesce, guardavo il piante, guardavo te. Fino alla funda d'alberghin. Lo lì era ancora per dire no, ancora il rondolino avanti e i pare avanti ancora. Guarda ancora. Parece que hoy vamos a hablar de las golondrinas en la Le Parey Lafare. La rondolina è l'ave che ha la più ampia distribuzione ante il mondo. Questa beccetta sia abita in Europa, Asia, Africa, America e parte dell'Australia. Assisto più o meno perché fatto io le fino stesso, più o meno tra 75 e 88 specie di rondoline. Así que existen en el mundo, es el ave que mayor distribución tiene en todo el mundo, digamos. Y así que hay como 80 especies, digamos, subespecies, digamos. C'è come una mesa, 85 a 88. Así que una linda cantidad, digamos así, de especies, ¿no? Una bella quantità. La più conosciuta, per esempio, l'Argentina è la golondrina comune. La golondrina común, Hay una que dice la golondrina tijereta, ma le pa la tijereta che niente conosciuta bellissima, no? No, alenauta. In Argentina dice che hay più o meno 15 specie. Así que en la Argentina hay 15 especies, Parey. Así Parey. Nafare que no me junté un po' più avanti, la fare la migración, cómo migran, dónde van, cómo vuelven. Il Nafare che è veramente interessante, non mi dice. Sì, perché stramido posta, vanno tutta una furba al felo. Bene, sì, in Argentina, come diceva Paulín, la specie più conosciuta, che è la golondrina, il rondolino, la comune di Zuma Parey, a fa il niu come se fosse una tassa, una tassa, la lì per più la colazione, per più la colazione. Saleva per più la colazione, mentre che sia tancita. Tancita, no? A la tassa así, a la fan, con un poco de pauta, un poco de barro, un poco de piume, che accueglio per lì, un poco d'erba, brucia, diciamo, Parey,
palitos chicos, como quien dice, Ci terramette. ci terramette, así que se bin ale na bescetta che ale, diciamo, parare in campagna, in campo aperto, el niu es quasi sempre a lo fa andò la gente a fa soicà, soi campanón, tutta la roba lì. Digamos que es un animal, un ave que no hace, digamos así, los nidos en el campo, digamos, en las plantas del campo abierto. Normalmente buscan la civilización para hacer los nidos. ¿Eh? Una bestia che più o meno sarebbe domestica. Domestico, Domestica. cioè, Dice che sono dave che si alimentano a mangio di insetti e che il ciapo al vole, al vol. mentre che vanno volando il ciapo, l'urete a ciapo, e musche, e zanzarine, los mosquitos nuestros, e formiche voladoras, los pulgones, lo que noi diciamo il pulgón, che veramente in piemontese dice che si chiama pui di piante. E il pui di piante. Sì. O il pui e le piante. Sono ciapo di vespe, ciapo il ribatavise, il papamerde, Il papamerde. E dice che una rondolina a per mangiare da un turno, più o meno, sono proprio facoltà precise, da 60 insetti all'ora. Per ora 60 insetti. Así que pueden comer 60 insectos por hora en vuelo, digamos así. Però una bella quantità. l'olina fa più o meno un totale da 850 al dì. Así que una bella quantità, digamos que así que es un depredador, un controlador del ecosistema. È un controllatore biologico. Biologico, fa manca a tirare l'agrofarmaci. Fa manca la flitoide. No, proprio para il Con i rondolini e finisco le mosche. Ha finito il muschio, il zanzarin e il papamerda. Che sì sarebbe il ciappamusche, Paolo. Ciappamusche. Sannaie fa tante, diciamo, parai come dicevi te, il muschio, il zanzarin, il papamerda, tutte le lì. A pelo come mangiare, il camule, che sono las polillas, lumace, los caracoles, y cabalet, digamos, Salmone. Claro, sí, las langostas, los chapulines, dicevo. Sì. I ciappulini. I ciappulini, I ciappulini. una volta di Sì. I ragni, sempre il nome di ragni, alle benditi ragni, una bella ragna, Sai pa. una ragna grossa. Il dizionario dice, nel dizionario che lei mia dice ragno e laut aragno. Aragna. Lo che se si chiama ragnale, la tela di aragna, lo dice. E se no niente di nome arante. Aragno. Anche i punas, la cince, Paolino. A mangio con lui. A mangio con te. Tutta, diciamo, parai, lo che fa da manca d'eva, per vivere, diciamo, parai, hanno più da tutti gli insetti che mangiano. La gran cantidad de agua que incorporan al cuerpo es debido a los insectos que comen. Para che eleva la cavo dalla mangiare. La cavo dagli insetti, da tutta la roba che mangiano. Ciò che voleva. E se fa da manca, a fanno un vol che te si fanno pa a rasa terra, a rasa d'eva, all'acqua, diciamo, parai, e lì con il bec di verde a cario ma poco e niente. Perché fa da manca poco e niente d'eva. A consumo pa tanta eva. Manca poca eva. A consumo mentre che mangio, che va insieme agli insetti che mangio, dopo appena fa da manca poca. Anda fa da manca poco e niente. Il rondolino a discale nave citas già, disca in mast grande, adulto, a misura tra 14 e 20 cm lungo e con sue ali ben diverte a misura tra 32 e 34 cm. Il peso è tra 7 e 22 grammi. Así que entre 17 y 22 gramos. Sì. Es quasi tutta piuma, diciamo, parai, Paolino. Pura piuma, proprio in nave, parai, museo ben leggero. Ben leggero proprio. Sì, ben leggero. L'apparenza che ha la femela è quasi stessa a quella del maschio, ma il piume e la cua sono più corte. Guardati, diciamo, parai, la differenza che è entre il maschio e la femela è la cua
talmente picurta. un po' piccolo. Un po' picurta, andati. Il rondulin è chi, diciamo, parai, la, la hembra, la femela, a peut buter da 2 a 7 euro. Come lo matì, che faceva il nido in forma da tassa, Da tassa. allo butto lì, entre 2 y 7 huevos. A son bianco, con, ¿cómo se dice manchas, Pablito? Mangia, Cioè, maccia, maccia, senza la N. maccia. Eh. Come se con un poco de marrón con rus, diciamo para, como digamos así, parecido al del pirincho, como le decimos acá, Pablito, Sì, Neuca alle Martuca tira al russo. No, no. Eh, El pirincho también es todo caspeado así, sì, viste que es un huevo raro, digamos así. beh, Eh? beh. La stupid che squadre tutti EU sono da colore, o sono bianco, o sono marrón, Sì, o sì, gris, sì. que este sí son caspeados, como le decimos acá, Due colori. di colore, proprio, Però facciamo la tensione vecchia. sì, proprio para. E bene lì, en la taza, dal nido, diciamo, parai, a Q y él, incuban los huevos el macho y la hembra. Tra loro due. Entra due. La cubia alle proprie compagniera, come diciamo i più. Puede ser. E pot tema 14 a 15 días. Así que en 14, 15 días ya nacen los pichones, Paulino. L'est. Bin les. Discapello fe 2 o 3 ña l'anno. Pueden hacer entre 2 y 3 nidadas por año. Cava dalla primavera fino a d'estate, hasta final del verano. Che peluga ve più o meno, Paulín, da 10 a 15 vescente. Así que pueden hacer hasta 3 nidadas por año entre primavera y verano y sacan entre 10 y 15 pichones. Una bella riproduzione. Una bella Una bella reproducción. riproduzione. La migrazione è una di migrazioni più lunghe e più belle d'Italia. L'Oriente ha seguito il clima caldo, ha seguito la calda. Su percorso, su recorrido, è nella forma, che si podría dire parai, come una mostra sabbia. Un reloj de arena. Sì, loro avanti dal freddo alla calda sempre, insomma, da su in giù, da giù in su. Fa pa un circolo. No, alle pa una forma per circonferenza, no. A scappo dall'inverno in gruppo proprio ben grosso e a pelo volé fino a 200 km al día. Así que, digamos, no vuelan en círculo, vuelan de norte a sur, digamos así, y pueden volar hasta 200 kilómetros por día. Sì, sì, sì. Ahora tiene una bacchetta cita para ahí 200 kilómetros al día, ma dove? Ha tanta energia. Per carità di Dio, A stramira un bel tocco, per dire. Sì, sì, sì. Sì. Guardati. Tu diciamo, parai da un lungo vita viaggio, diciamo, parai da su a te ieri, i rondolini hai fa la manca arpusese, per dreme un po' arpusese profondamente, Paste ma parai a bacileno, antacca s'apposo proprio pin, antacca dremo bin, per pie lande al di dopo. Ese bien rilassado, bien descansado. Bien descansado. Insomma, noi in Castiglia. Sì. Normalmente as dis capello dreme para antara e se no per diciamo parai per difendersi un po' dai depredatori, apri un po' il piante, tutte le robe un po' piante, diciamo parai. Perché ognuno direi che bestie dove età. No, Eh. no, proprio Sì. Paolino. Dice che per voler squadre tutte, diciamo parai, chi vescette sì, la ave, diciamo así, adoro il medesimo sistema, diciamo parai, a pelu ghiese per la sua migrazione per il sud, l'esterra e per il campo magnetico della Terra.
Che una volta l'uma fai una programmazione, Paolin, se passa tita scorde, da Lucalera y Columbe Mensajer, de las palomas mensajeras, sí. que nos contaban también que el campo magnético, las palomas usan mucho el campo magnético para poder orientarse, para volver de vuelta a su casa, digamos, como quien dice. Insomma che il bestie ha la sua sapienza, Alan ha la sua sapienza, sì, la natura dà la sua sapienza. Alan Ha, dà la sua sapienza. ha difendo da Calais Moon sempre con la medesima tecnologia, Sì, ma sì. sana difendisse. Sana defendice. Paulín, que el casal defendice vi, alena mis nos cale la giunta del Piemonte. E già che sa difendisse. E alla sapi che lunga che lì, Picche lunga, vera mis, tante volte in parla, le comunque seguita la nostra programmazione e niente, proprio numero uno. Castia sabía cómo se fez el trabajo de Irundulines, Presentó su trabajo Habitar el Piemonte. Ecco, sì. Así que bueno, ¿qué les parece si compartimos un audio de nuestro amigo Paolo Tibaldi? Dai, ¿Eh? dai. Escuchamos un audio de Paolo Tibaldi y ya volvemos con Ale Pará y la Fare con Irundulines. Buenos días a todos, soy Paolo Tibaldi, un actor piemontés que el año pasado estuvo en Argentina encontrándose con las comunidades piemontesas con la proyección de una película y una representación titulada Mérica, una representación teatral. El vínculo con Argentina no se interrumpió desde entonces porque, aunque yo vivo en Italia, en Piemonte, en Alba, así se llama mi pueblo, mi ciudad, sigo teniendo contacto frecuente con muchas personas que conocí en ese lugar de Sudamérica que me conquistó el corazón. A propósito de la lengua piemontesa, hace 11 años tengo un proyecto que se llama Abitare il Piemontese, Habitar el Piemontés, una idea nacida de una educación familiar y de la colaboración con la compañía del nostro Teatro di Signo, una compañía de teatro. Habitar el Piemontés es una manera de mirar el mundo, educación, o sea, pensamiento, trabajo, sentimiento, alimento y recién al final, palabra pronunciada. Este proyecto todavía existe gracias a quienes a lo largo de los años siguieron con fidelidad la sesión, leyéndola, recortando los artículos de los diarios, asistiendo a las representaciones teatrales o saludándome por la calle con la palabra recién publicada en los pueblos alrededor de Alba, en Langa y Roero, así se llaman. Me pasa que se me acercan personas que me preguntan con alegría: «Ne que ti sei cool del parole, vos sos el de las palabras, ¿no? ¿De verdad?» Gestos simples que dicen mucho de la necesidad de reconocerse en una lengua, en un idioma y de los vínculos que ella crea. Cada lengua tiene una historia y ninguna vale menos que otra. Cada idioma vale 100 en el momento que pone en relación las personas. El piemontés es una lengua neolatina que incluye los dialectos de cada zona. Tiene una gramática y una literatura propias. Recibe influencias árabes, hebreas, germánicas, celtas y griegas. Presenta asonancias, calcos y préstamos que conectan con las hablas de los pueblos vecinos. Lo que siempre digo es que detrás de cada palabra, como detrás de cada persona, hay un recorrido. Un durazno, por ejemplo, no es solamente una fruta, es un mundo. Las palabras clave del piemontés desembocan en un léxico y a veces también en una entonación que varía según la zona, el pueblo o la familia. Por eso pueden aparecer pronunciaciones levemente distintas de la que usa el lector o el público que va a escuchar, aunque igualmente comprensible. El piemontés no es igual para todos. El mérito del buen resultado de este proyecto pertenece a la enorme cantidad de personas encontradas a lo largo del camino. El mayor privilegio está en compartir historias y sentimientos que unen, en contar algo antiguo que ninguno de nosotros inventó, pero que heredamos para habitar el mundo. No existen lenguas muertas sino cerebros en letargo.
Habitar el piemontés es una invitación a bajar un cambio, a dejarse atravesar por un léxico que habla de vida, amor y silencios. Recuperar el pasado para darle sentido al futuro. Para mí, recuperar el piemontés significa reencontrarme con una parte de mi infancia y del imaginario colectivo para poder mirar mejor hacia adelante. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es acá o allá, ¿dónde? Gracias amigos de Ale Parei La Fare y también a los oyentes de este programa que seguimos también desde Italia. Un abrazo enorme para todos ustedes y hasta las próximas emisiones en piemontés. Esta primera sirvió para sentar las bases y mandarles de vez en cuando algún relato. Un abrazo grande y ojalá nos vemos pronto, quizás en Argentina, en sus estudios. Bene, sono tornato volta dopo di ascoltare a Paolo Tibaldi. Mi hai detto in Argentina, Paolin, parliamo piemontese e chi alla giunta al Piemonte parla Castiglia. E Cuba lo parla, e Cuba lo parla. L'avevi sentito prima Sì. di una volta? Mi sempre dice una roba, prendo più facile il piemontese, parli bene la Castiglia, perfettamente la Castiglia che noi A parlare in piemontese. parli bene il piemontese. Ma perché niente argentini sono un po' garti. È un po' testumbo, Testumbo è un poco porfiato e un poco vago. Sì. Ma sì che sei. Se no andaria a dovrei il sistema da nostro amico Giancarlo, per far prendere a un'altra gente. Ah, sì, però Ma tan facile. tu che trovi il posto. Tú que trovi el pochi. Tú que trovi el pochi. Sí. Así que bueno, para la parte, estuvimos contando un poquito la historia de las golondrinas, más o menos cómo se orientan, de qué se alimentan y cómo migran, migran de norte a sur, cruzan los hemisferios buscando siempre el calor. Ponen entre 7, 10 huevos, así como caspeados, como decimos nosotros, y bueno, sacan entre 10 y 15 crías, Pablito. Come le decía, le íbamos contando nelle parole a fare, Antacca Sarposo un po' da dopo un'andita 200 km che è su battagliare, diciamo, È un bel cammino, Antar pusesse un po', diciamo, la terra o bene le piante, Paolino. Come le fare? Antacca seguito a mangiare, antacca Sarposo per seguire a volere, come le fare più o meno? Proprio, mentre fanno la migrazione, mentre stramino un posto in là, lo rete a mangio. Come non mi detto, Luca, mangio, la gran maggioranza sono di insetti, una gran varietà di insetti, ma mentre che a Sarposo la quantità che mangio, l'alimento che mangio, alle piccole, ha tratto il mangiare per cosa? Per fare riserva di grasa. Así que cuando, digamos así, en pleno vuelo, mientras migran, siguen alimentándose. Sí. Pero cuando, digamos así, paran para descansar, ahí hacen vuelos cortos para alimentarse más todavía, para reponer grasas, energía. Ampini sulla panza, Ampini sulla vedras. La fare lì, che come contava un mapirul, ai fa la manca mangiare al vol, diciamo, para spittuque al vol, mangiare como necesitan comer mientras van volando, a più sempre, diciamo, para el clima che sia bel, Sì. che sia un po' umido, diciamo, para na fare per true di insetti, perché immaginate se hai un po' che tormenta, non è vento, o che è nubbiato, più va a mangiare. No, è a tratto di voler sempre se la zona è umida. Perché? Perché lì è una iepe di insetti. Allora, a pelo mangiare. A pelo mangiare. Así que tratan de buscar siempre los climas, digamos así, buen clima, tratar de evitar las tormentas, los vientos, y siempre zonas húmedas donde hay siempre mayor cantidad de insectos. Già che quanto in aia di umidità, di insetti in aia. Anda, Zanzarine, mosche, anda ahí. certe sei in aia. Paulín, un tiempo a la gente, che besette sì, a fare il nido sì in Argentina, diciamo para con la carne, Cuando arriba llega la primavera, las golondrinas hacen el nido en la Argentina. Cuando finís l'estate, diciamo para termina el verano y se van al norte, diciamo para all'anno dopo che torno si volta all'Argentina, a più il medesimo nido o fanno un nido nuevo, buscan el mismo nido o hacen un nido nuevo.
No, sono baffole, perché l'hanno andata al nord, quando ritorno al sud, se il nido alle proprie in condizioni, torno dure. Así que, Una sale tutto rotto, fracassato, che fene out, ma eh, sale ancora in condizioni, avanti in green. así que si el nido está en condiciones, de un año al otro vuelven al mismo nido. ¿Eh? Qué sentido de orientación, ¿no? Immaginati, andai a spalla che van fino a proprio al nord dell'America, quando viaggio al nord, Fin a Canadá, sì, dice. e quando vengo per il sud, torna che circola cauzi in Argentina, sai pa avere chilometri in aia, però in aia una punta, è una punta. Quando arrivo per sì, avanti torna al Todo. sol mio. A Sonio. Paulín, e cosa è davvero, diciamo, parai, dalla disà che dice fidel come i rondolini, fiel como las golondrinas. ¿Alle vera che la dice así o che più o meno hai bat patagna andrinta? E alle vera, penso come te, la gran maggioranza La delle gran- mandoline Cioè, sono ben fedeli, la ah, mira gran vos. maggioranza. Así que la gran mayoría de, digamos así, de las golondrinas son fieles. A pío, digamos, la femela se buscan la hembra o buscan el macho y se quedan con eso. Eligen la pareja, assarono la cubbia entre la prima e Ah, dopo no, stanno insieme per sempre. per tutta la vita. Ma sempre, torno detto, Siempre hay un se, pero. se avevo torna insieme anno tra anno Sí, a Soniu, come lo sí, detto, se un di due sí. arriva prima, l'auto alle lì che aspetta. Árdate. Sé che sarebbe proprio il nido d'amore, il dito d'amore. Sí. Así que si uno llega antes que el otro, digamos así, en la bandada, Se, al nido, uno llega al nido antes que el otro, lo espera al otro, para que proprio. llegue. Ma alle pante il 100% di Ah, ma cane, no, la Biblia. Siempre hay un pero, dice. sempre hay una speranza al cammino. Se un di due Sí. sta sul, che lì che sta sul, ha una cerca un'auta cubia. E Pero hay que, hai una panau. como claridad allí, que dice, como dice, ¿querés ver a tu mujer linda? Morite. Después le pará y salía. E tante Sí, volte, se lo che noi diciamo la temporada lì, il primo tempo, sí. insomma, insieme, aí va pa bin a scambio, Haz cambian. Una alla sestella. Así que si falta uno, se puede buscar otra pareja ahí nomás enseguida. Porque hay que pensar que hacen tres nidadas, digamos, en pocos meses, ¿no? Sì, sì. En pocos meses hacen tres nidadas. Así que bueno, si uno no llega, se buscan otro. Y si las cosas no van tan bien, cambian. E sarà in che tempi sì, il suo sia l'avrà aumentato o si mantendrà come 30-40 anni da Ma sai come l'affare di Rondolini, ¿Cómo sarà l'affare? perché le persone che in dia la cambiano. Alla cambiare. Una volta sopportavo il pic, Sì, ora no. ora no. Ora no. E i Rondolini saranno un po' parecchi. Saranno comparare. Dice que i rondolini, diciamo, parare nell'stato salvaje, en stato salvaje, appena viven più o meno entre 2 a 5 anni. Pueden vivir entre 2 y 5 años. Dice que poche, da tutte quelle baccette sì, a Rua vive più o meno 10 años. Así que muy pocas, son contadas las que llegan a vivir 10 años. Es cuando tú tra 2 e 5 anni. Finit bene. Diciamo che le panna vercetta che avevo tante, No. ma neanche tampoco, No, no. La gran quantità di chi vercetta sì che, diciamo, che nascen, tra il primo anno, Paulín, escuta bien, tra il primo anno, el 70% aveva pa. De la cantidad, estábamos diciendo que hacen tres nidadas por año en la Argentina, por ejemplo, y 3 años, y tres nidadas cuando migran al calor del norte, Estados Unidos, México, Canadá. Hacen tres acá, tres allá. El 70% de los nacimientos no sobreviven. Tanta mortandà, tanta mortandà. Tanta mortandad. Cosa? Fa la manca da mangiare, perché come l'abbiamo detto prima, la quantità di insetti che fa da manca. Ah, sì, sì. Así que por la falta de alimento, e malattie, perché più quote malattie, Come tutte le cose. come tutte le cose, e se no
hai masso draute percete che quando certo dal nido, che sono proprio in defense, hai mangio. Bestie grandi. E bestie Le grandi. bestie grandi. Come niente? Sì. Come niente noi? Le bestie grandi che hai mangio, Tutte mie. Quale percento? Cioè, quale per... Però l'70% alla Summit un po', Sì. che sai, Cioè, un dubito, perché all'Udisa ne farai, all'70% alle troppo. è una bella quantità Alle di sono troppo, per no? Dice che il vol arriva a un'altezza 2000 metri. 2000 metri di alto. Sì. Ah, ma dai. Da lì approfitto, il vent cae per planer, per planeare. Para planeare. Per planer. E lì evito che Cioè, i depredatori mangio. Sapelo lo fan a rase terra o leva, dunda in aie la più quantità di insetti per mangiare. per mangiare. Per mangiare. Sapelo vuole parare, lo fan parare. E se hai una patata di due parare e che non è pericolo, vanno in aria. Fino a 2000 metri. Fino a 2000 Fino a 2000. metri. Ah, una bella altezza di due parare, no? Sarebbe una cosa che ha una mesa. No. Lorenzo Lampicat vuole dire a ras leva per mangiare, Sì. però quando hai cose che sono pas sicure, che hai pericolo, Sul fatto di ale per encima. più landing su. Ah, dopo laggiù in cima, come decía vos, Pablito, pueden planear. Papà da manca si patetta in ale, para se stracupa tanto. Sì, mi fa un po' più leggero il viaggio. È il viaggio. Il viaggio. Paulin, sa più o meno, insomma, parai la velocità che volo? Sì. Perché se passa la gente, tu Varduma mica quando anduma in la macchina e io passerà che vola da accanto alla macchina, Sì. insomma, parai quando anduma in la strada e ne hai ti veduma, vai a andare, Se chiama l'attenzione. chiama sempre l'attenzione. Chiama l'attenzione. ¿A cuánto vuela la bandada de golondrinas así, Pablito? La mesa della velocità calan è da 32 a 40 km. Entre 32 y 40 kilómetros por hora. Ma disca per arrivare fino a 74. Quando il fa la manca una corsa, una carriera per sapere in sé o anche per scappare. Quando il Darea fa parere Cuando chapa el quickie, digo, e due un po' più forte. Así que cuando sienten un poco de peligro, hasta 74 kilómetros por hora. Sì. Guardati. Però la mesa che fanno è lì, Ma imagínate la quantità, mille che vanno tutti insieme, è tan facile, vedi se tu d'accordo per volere una velocità normale, diciamo per lei. No, dopo neanche tutti andranno per stessi. No. Però sarà. Però fino a troppo, Fino a troppo la quantità di chilometri che fanno al dì, l'altezza che montano, tutto, per essere una bestetta città. Guardati, dice que hay 20 sí, Hernán, a los 20, 25 días de nacer, ataco ya a pie soy set, Paulín. Ya se empiezan a cazar su propio alimento, Per cosa? Per pie fuerza, per pie ya la migración. Ya el primer año, apenas nacen, ya toman energías, como decía recién, a los 20, 25 días ya aprenden a cazar y ya se largan con la migración. Con la primera migración que hacen, ya se largan. Diciamo che da città pratico già per mangiare. O sea, E dopo lì fanno la migrazione insieme ai grani. encima y gran. Va tan fácil, ¿no? Porque guarda que da las quasi poche niente tempo, insomma, No, niente. desde que nacen a los 20, 25 días ya aprenden a comer, imagínate que en un mes dopo o 2 mesi, quando arriva già un po' la frescolina, a più già lande. A più torna Landi e dice che quando al ritorno sono già preparate, sono già pronte per formare la cubia. Así que cuando se vuelven, digamos así, desde la primera, digamos, migración, ya están preparados para procrear. Già lì a cerco già la cubia che va a essere, se tutto va bene, tornano lì, se tutto va bene, sua cubia per tutta la vita. Per tutta la vita. Suo compagno, sua compagna, suo compañero, sua compañera, per tutta la vita. Ma l'ulia per cambia. L'ulia cambia, il tempo moderno che cura, peso ancora. Assunco per
i rondolini. Tutto passa. Tutto- Se fosse il primo tempo va bene, lì cambio. A cambio cosa? A cambio di Murus. A cambio della morosa manca lì nel corso. Ma insomma, parai, vuole tanti chilometri e magari ne viene lì cazzare a lei, ma dai, Per trovare un auto. quello è truone in alta, Tutte cose che però è passano. un po' pivela. Sono tutte stesse. Andare a cercare una cubbia, perché se ti vedi che le vecchiette sì, sono squadre tutte stesse, vuole mirare sì a simple vita, sono praticamente tutte uguali. Hay que después diferenciar cuál es la tuya, ¿eh? Ah, però allora la testa di ogni bestia pensa per ogni bestia. Per ogni bestia, sì. Non è che penso per come sono lei, Come sono. non hai una differenza tra uno e l'altro. Cioè, niente no. No, niente. Sono ordinarie niente. Per noi sono tutti passarotti, insomma, noi. Tutti- Tutti un sé. Tutti un ser, pronte para. Bueno, Paulín, l'umano va alla fine la programmazione delle parole da fare, che? Finiamo Finuma con il rondolino. fino a Piantumani, Tuirela con i rondolines, Paulín. Así que bueno, como les comentábamos hoy, hicimos un poquito de historia de las golondrinas, de cómo migran, de cómo procrean, de qué se alimentan, que por ahí a veces uno las tuviste que per lì a Naieco y Dun che arriva de acá perché la facen una mala aiale o cavapa también e niente mica tanza uno pacco de la mangiare. Perché Sì. passano lì, no? Sì. Passano lì che mica tanto quando prima è la campagna, scuola sempre la campagna per sì, a farmi un paio di linee per sì, i paesotti insomma per ma la tu che la campagna mica tanto a Ruki, Bercette sì, e tu sai cosa da la mangiare. E che tempo due anni era un campagna e era pas il Google per cercare. No, ahí era para perché, ahí era para perché. E giusto a posto con la vita del rondolino e della golondrina, lì che la gente va in sa, va in là, lavora tutti i mesi, dice il lavoro quello che Il trabajo golondrino. Ah, ven proprio da lì come il rondolino e la golondrina stramira al posto, la ven da lì. Cioè, proprio para él. Se digo él, será fin a la semana que viene, será hasta la semana que viene cuando volvamos con otra programación de Le Para y la Fare. Per il momento più il 2 da cupe e la settimana che viene torniamo a sentirsi sì, a le parei la fare quando non torna sì a battere il tacco. Seguituma y runduline. Dai, vai. Ciao ciao. Ciao. Auspician a Le Parei la Fare, Riboiro SRL, El Ceibo, Juguetería y Librería, Organización 25 de Mayo, Cooperativa Agrícola Ganadera y de Consumo Freire Limitada, Comuna de Colonia Anita, Comuna de Colonia Iturraspe. Ma noi su Magenta parei, teste dure ma bunker, nu se ruma un po' observar.